Nuovo capitolo della storia infinita intitolata Quote latte. Questa volta è la Corte di Giustizia dell'Unione Europea che ieri ha sentenziato che l'Italia deve ricalcolare l'importo delle multe pagate per l'eccesso di produzione da parte degli allevatori, rimborsando quanti hanno di fatto pagato di più rispetto al dovuto. L'indicazione è il risultato di un ricorso presentato da diversi produttori veneti che si ritenevano discriminati rispetto alle disposizioni previste dall'Italia, che peraltro è chiamata in causa dall'Europa per oltre 1 miliardo di euro di multe pagate all'Unione ma mai riscosse dai produttori sanzionati. Per gli allevatori è l'ennesima complicazione di una storia che rasenta l'assurdo. Una zootecnia che sta sicuramente soffrendo in questo momento non ha bisogno di questo, avrebbe bisogno di tranquillità, di pace e di poter produrre i nostri prodotti italiani. Perché, al di là della sentenza, il vero pericolo per il presidente Bruniera sta nella scomparsa dei nostri prodotti tipici, frutto del latte prodotto dai piccoli allevatori. Quelli che nel frattempo non sono già spariti, loro stanno ancora pagando le rate di multe milionarie e queste notizie non fanno che sfiancare ulteriormente chi fatica a reggere costi, mercato e soprattutto burocrazia. Il mio mestiere è andare in allevamento, fare l'allevatore, stare lì con le mie vacche, cercare di produrre meglio che posso, nel modo migliore per il consumatore. No? Quello è il mio mestiere, non dare in ufficio e fare documentazioni, carte, perché qualcuno vuole vedere dei numeri, no? Ma non sa neanche come viene fatta la produzione, non viene tante volte neanche a fare i controlli, no, che ci sono.